Ascoltiamo i consigli del dottor Franco sui vaccini anti-influenzali per la prossima stagione invernale nel servizio di Mauro Zanutto. Come ogni anno in autunno si torna a parlare di influenza e di vaccino contro l'influenza. Oggi siamo al Dipartimento di Prevenzione dell'US 10 che si occupa proprio di questa tematica. Quindi la prima domanda al dottor Franco è scontata. Dottor Franco, perché ci si deve vaccinare innanzitutto? Perché l'influenza ogni anno colpisce milioni di persone e se per la maggioranza dei casi decorre in forma lieve e media, in un certo numero di casi può essere grave, soprattutto in soggetti a rischio per patologie ed avere anche esito infausto. Si calcola che l'influenza sia la terza causa di morte in Italia per malattia infettiva. Si calcola anche in particolare che ogni anno ci siano per influenza direttamente o indirettamente 8.000 decessi in eccesso rispetto a quelli che comunemente ci si attende. Inoltre è la prima causa di assenza dal lavoro e da scuola con una notevole ricaduta in termini di costi sanitari per ricoveri, uso di farmaci, accesso al pronto soccorso e anche economici. Quindi, dottor Franco, chi è maggiormente esposto all'influenza? Sono maggiormente esposti all'influenza gli anziani sopra i 65 anni e le persone che sono a rischio per patologie croniche, polmonari, cardiache, epatiche, per diabete, obesità, condizioni di insufficienza renale cronica, condizioni di grave immunodepressione. Inoltre anche le signore in gravidanza che siano al secondo o terzo trimestre e i familiari e conviventi di soggetti a rischio. Nel territorio dell'US 10 c'è molta preoccupazione anche per l'influenza H1N1. All'interno del vaccino c'è anche questa protezione? Sì, è contenuto il vaccino antinfluenzale contiene 3 ceppi virali, tra cui anche quello il ceppo A con sottotipo H1N1. Quando è prevista l'inizio dell'epidemia influenzale e quando è opportuno vaccinarsi? Sì, è prevista i primi casi all'inizio di dicembre e con un incremento progressivo e un picco presumibile alla metà di gennaio. Pertanto è opportuno che la vaccinazione si cominci subito e il mese di novembre è il miglior mese per poterla fare. Intanto, come potete vedere, la vaccinazione richiede pochissimi minuti ed è un'operazione molto semplice. Gli utenti a chi si devono rivolgere per vaccinarsi? Allora, ai medici di medicina generale, gli utenti sopra i 65 anni e i pazienti che sono a rischio per patologie. Al servizio igiene e sanità pubblica, gli addetti a pubblico servizio, gli operatori della scuola, gli operatori sanitari, in genere i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, come accennato prima, anche le persone che per motivi di lavoro sono a contatto con animali, allevatori, macellatori, veterinari.